Erano specializzati in truffe alle gioiellerie, maestri nel piazzare gioielli falsi. La coppia, formata da un 39enne napoletano e da una 44enne ucraina, nell'ultimo periodo aveva scelto come zona d'azione l'area termale. Insospettiti, alcuni gioiellieri si erano rivolti ai carabinieri di Abano Terme, che ieri pomeriggio hanno bloccato i due mentre stavano tentando di vendere un bracciale in finto oro ad un commerciante. Nei giorni scorsi invece avevano già truffato un altro orafo. I due sono stati immediatamente arrestati. Ritrovati con documenti falsi e anche con i monili che ovviamente venivano proposti ai titolari di queste gioiellerie e anche a una cospicua somma di denaro contante sui quali stiamo facendo accertamenti. I carabinieri sono stati impegnati nella notte anche in un'operazione antifurti nel territorio di Selvazzano, bersaglio di topi d'appartamento. I furti erano aumentati proprio negli ultimi giorni. I militari hanno così pedinato un 57enne noto alle forze dell'ordine, Davide Gobbato, scarcerato proprio il 3 maggio scorso. Aveva il divieto di allontanarsi da casa nelle ore notturne, invece alle 2:30 ieri notte si è allontanato con fare sospetto. La perquisizione a casa ci ha consentito di trovare gran parte della rifurtiva che era provento di questi furti. Allo stato attuale abbiamo scoperto 5 furti, ma riteniamo che la rimanente rifurtiva che adesso si trova presso la stazione Carabinieri sia provento dei restanti furti.